30 anni di ricerca, innovazione e medicina del futuro. Prende il via tra Padova, Venezia, Milano, Cortina e Bruxelles il calendario di eventi che celebra l'anniversario della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata. Nata nel 1996 da un'idea di Francesco Pagano e Giustina Destro insieme a un gruppo di scienziati, la Fondazione ha dato origine a un modello di centro polifunzionale basato sulla condivisione e sulla medicina traslazionale, oggi punto di riferimento internazionale con circa 300 ricercatori, tra i quali molti giovani. Credo che noi abbiamo dato a questi giovani delle grandi opportunità, li abbiamo aiutati, abbiamo investito su attrezzature e strumenti all'avanguardia, ecco perché VIM diventa attrattivo, perché qui i giovani trovano l'ambiente, trovano la possibilità di lavorare e di confrontarsi fra di loro, perché questo è molto importante, perché i risultati della ricerca non si trovano stando isolati in un banco, si trovano discutendo anche e trovando le soluzioni con i colleghi. Da questa visione è nato l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare, attivo in 4 macroaree: neuroscienze, patologie muscolari, oncologia e medicina rigenerativa. Ci sono dei gruppi che stanno sviluppando nuovi approcci terapeutici basati su mRNA. Questo deriva anche dal fatto che qui all'Università di Padova c'è il PNNR sull'RNA e questo ne abbiamo molto giovato. Altre piattaforme basate sulla capacità di creare modelli umani di malattia. Modelli umani di malattia li chiamiamo organoidi, sono piccoli tessuti che però nel tempo si ammalano e noi in laboratorio possiamo seguire come una patologia nasce, cosa che è molto difficile fare in un paziente. Le celebrazioni per il trentennale si aprono il 12 maggio a Padova, a Palazzo Bo, con un incontro dedicato alle sfide della medicina molecolare. Il 27 maggio verrà inaugurata una mostra al Museo della Natura e dell'Uomo. Il giorno successivo a Venezia, alla Fondazione Cini, focus su ricerca, etica e finanza con esperti internazionali. Le iniziative proseguiranno poi a Milano, Cortina e Bruxelles, completando un percorso internazionale che racconta 30 anni di ricerca e le prospettive della medicina del futuro.